Settima corsa del convegno, il premio GVAR è una categoria riservata a cavalli D e in E sul miglio, 1660 metri, dotazione di 7.700 euro. E andiamo a leggere il campo dei partenti quando i cavalli si stanno radunando dietro le ali dell'autostart, che però non li ha ancora invitati ad allinearsi dietro le stesse ali. Con il numero 1 abbiamo Eshal Mill, sferrato agli anteriori con Antonio Di Nardo per Diego Dall'Oglio, col 2 Fantastica Fass, Lorenzo Talpo Junior, sempre per Diego Dall'Oglio, col 3 Capitan De Gleris, Tommaso Gambino per la società Alessandrini Allenamento. Poi Dio che bel con numero 4 Alberto Garruto per Battista Congiu, con il 5 Bonnie Spritz, Maurizio Cheli per Marco Bortolotti, 6 Donald Spav, Francesco Facci per Enzo Di Santo, e con questo si chiude la prima fila. In seconda fila abbiamo col numero 7 Darwish Wise L, Manuel Pistone sempre per Battista Congiu, con l'8 Esperanza SSG, sferrato agli anteriori con Vincenzo Luongo per la scuderia Casillo, e col numero 9 Cobalto di No con Carmine Piscuoglio per Battista Congiu. Ecco le luci dell'autostart che si sono accese, quindi si avvia la carovana di questi 9 cavalli per dare il via a questa bellissima settima corsa, pomeriggio ricco di corse assolutamente incerte e appassionanti. Settima corsa che vede in questo momento la quota più bassa riservata a Esperanza SSG, che al momento è a 1,80 quota fissa, e poi abbiamo Dio che bel che parte dal numero 4 a 8 insieme a Donald Spav sempre 8, che parte all'estrema destra della prima fila delle ali dell'autostart, che si sta avvicinando alla retta delle tribune dove i cavalli prenderanno il via. Ecco la macchina che accelera, si chiudono le ali e si va a partire. Il più svelto a partire è il numero 4 Dio che bel, e alla sua destra però ci prova Boniek Spritz, che prova a ribadire il concetto che deve andare davanti, insiste nella sua azione Boniek Spritz con Maurizio Cheli, tiene però la sinistra Dio che bel, ma quando arriviamo ai 200 metri ha superati. Maurizio Cheli riesce a ottenere la testa della corsa, 13,9, una spesa importante, ma Maurizio Cheli è dove voleva essere, davanti a tutti. Poi abbiamo Dio che bel in seconda posizione, poi il plotone di tutti gli altri cavalli guidati da Eshal Mill con Antonio Di Nardo che segue dalla terza posizione. Ovviamente si abbassa il ritmo, andiamo a un 28,6 di parziale per i primi 400 metri e rallentando si entra nella seconda curva e andiamo verso i 600 metri con le posizioni che incominciano a delinearsi anche per quelle che sono le corsie esterne, perché vediamo che Dio che bel e Alberto Garruto decidono di non sostare dietro a Boniek Spritz e si mettono alla sua destra. Prende subito la schiena Francesco Facci con Donald Spav e quindi rimane secondo in corda Eshal Mill guidato da Antonio Di Nardo. Dietro Antonio Di Nardo abbiamo Manuel Pistone con Darwish Wise L, e così si sono create due colonne di cavallo, quella a sinistra guidata da Boniek Spritz e alla sua destra invece davanti a tutti Dio che belle. Siamo arrivati al chilometro passato in 1,15,2 dopo un parziale di 400 metri in 31,3, e ovviamente adesso via i garretti incominciano a muoversi veloci e Dio che bel prova la punta direttamente nella retta di là e mette mezzo cavallo, anzi mette una testa al cavallo davanti a Boniek Spritz, mentre in quarta ruota arriva Esperanza SSG. Numero Vincenzo 5, Longo ci Boniek prova Spritz, direttamente in curva, c'è anche squalificato. Francesco Facci, c'è una triade davanti, Dio che bel, Donald Spav ed Esperanza SSG. Un arrivaventaglio, Vincenzo Luongo ha le carte migliori probabilmente da giocarsi, se non è un poker quasi. Francesco Facci prova a difendere la seconda posizione, ma al suo interno rimontano sia Dio che bel che Eshal Mill per andare a prendere la piazza. Il rotolo in 2,02,2, 1,13,6 la media chilometrica per questa settima corsa, un arrivo entusiasmante dominato da Esperanza SSG, che quindi dà peso al suo pronostico. Vince molto bene Vincenzo Luongo, si aggiudica questo premio GVAR, quindi merito a Gennaro Casillo, merito a Vincenzo Luongo e merito anche alla scuderia Spallina, che è la proprietaria di questo cavallo. Andiamo a vedere le posizioni di rincalzo, è strettissima la foto tra l'1 e il 4, al quarto posto il numero 6, al quinto il numero 3 di Capitan De Gleris. Questo è quanto e ci riascoltiamo per l'ultima corsa del convegno.